Buongiorno nonni, la primavera sta per terminare e io, Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, e Brenda, vogliamo farvela vedere nella sua bellezza, dove ogni cosa si risveglia in un tripudio di colori meravigliosi. Alberi carichi di fiori bianchi, sembrano ricoperti di neve, e quanto è meravigliosamente intenso il profumo di questi fiori, che ci regala anche un sottofondo dei suoni della natura come il cinguettio degli uccellini. Guardate nonni cosa ci donano il bosco, i campi, ve lo mostro in tutti i suoi colori. Un bellissimo fiore, simbolo di sapienza. Il giglio, simbolo di innocenza e candore. Le rose, un fiore affascinante, simbolo dell'amore. Papaveri, che nel linguaggio dei fiori sono simbolo di orgoglio, di consolazione, ma anche di semplicità. Rododendro, un fiore molto delicato e fragile. La magnolia, che è simbolo di dignità e di bellezza. E come sempre, intanto che passeggiamo, Brenda si diverte con i suoi amici.
Insomma, nonni, la primavera ci regala gioia, allegria, felicità e noi speriamo di avervi portato una giornata colorata. Questa volta vi voglio salutare con un breve video di un piccolo insetto, la lucciola, che inscena uno spettacolo di luci che ispira gioia in tutte le persone. Un abbraccio grande e a presto!